Allora, come ben conoscete, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, è lo strumento che praticamente è stato pensato appunto per la ripresa e la resilienza degli Stati europei nel post-Covid, nel post-pandemia. Quindi degli importi messi a disposizione per i singoli Stati su 6 missioni principali che di per sé incarnano quelli che sono gli obiettivi principali di ripresa che si è data anche la Comunità Europea. Ovviamente non sono fondi totalmente elargiti, diciamo così, in una maniera brutale a fondo perduto, ma sono fondi che dovranno poi successivamente essere anche restituiti a chi ce li ha dati in prestito, diciamo così. Quindi da qua deriva ancora di più il dovere di utilizzarli in maniera oculata e in maniera adeguata, primo punto. Secondo punto, anche la rapidità con cui si prevede il loro utilizzo. Rapidità che spesso e volentieri però vedremo tende a scontrarsi un po' con quella che è la macchina amministrativa, perché anche il piano stesso tende come obiettivo principale, tra gli obiettivi principali, scusate, all'ammodernamento della macchina amministrativa, quindi proiettarla sempre di più oltre il 2.0 ma già il 4.0, però ovviamente troveremo tutta una serie di problematiche che stanno nascendo in questo periodo. Comunque l'importo totale del piano sono 222,1 miliardi di euro, di cui 191 e qualcosa miliardi, quindi l'86,2% finanziato col PNRR, quindi fondi di competenza comunitaria, mentre il restante 13,8%, che ammonta a 30,6 miliardi di euro, deriva dal Piano Nazionale Complementare. Il Piano Nazionale Complementare sono quelle somme, quei 30 miliardi, che appunto il governo italiano ha deciso di stanziare in parte per cofinanziare progetti finanziati dal PNRR, in parte per finanziare specifiche linee di finanziamento previste a livello nazionale. Come vedremo poi anche le due linee di finanziamento hanno due modalità distinte e diverse di approccio e di metodologia. Il tempo di realizzazione del piano è 5 anni, quindi abbiamo dal 2022, quindi quest'anno, arrivare al 2026. E come vi dicevo prima si articola, per quanto riguarda il PNRR, però anche il Piano Nazionale Complementare, su 6 missioni principali. La missione 1 è la digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo. Quindi è una missione abbastanza corposa anche per gli argomenti trattati e non solo per le somme messe a disposizione, il 40,29 miliardi, che sono un poco più del 20%. Questa macro missione, diciamo così, anche se non è quella con più disponibilità economica, si articola principalmente sulla digitalizzazione della PA, quindi il concetto che vi dicevo prima, quindi proiettare la pubblica amministrazione sempre verso forme più spinte di digitalizzazione, la banda ultralarga e connessioni veloci, perché ovviamente se devo sostenere la digitalizzazione devo anche sostenere l'infrastruttura che poi dovrà farmi circolare i dati, incentivi per la transizione digitale nel settore privato. Come vedremo ci sono anche lì tutta una serie di linee di finanziamento che vanno appunto a finanziare le imprese private appunto per portarle anche loro alla digitalizzazione sempre più completa, rilancio di turismo e cultura, ma sempre con un approccio digitale e sostenibile. Ecco, dobbiamo tenere presente che anche la sostenibilità e quindi l'impatto ambientale che il piano ha, o meglio che gli investimenti del piano hanno, è uno dei pilastri quasi fondamentali, oserei dire. Quindi sì ripresa, sì resilienza, questo termine che abbiamo imparato tutti quanti a conoscere, però deve essere anche una ripresa che sia sostenibile, soprattutto dal punto di vista ambientale. Poi abbiamo anche le tecnologie satellitari ed economia spaziale. Questo ad esempio, tecnologie satellitari e economia spaziale, si trova finanziato anche con i fondi del Piano Nazionale Complementare, ad esempio. Anche qua riguarda ovviamente tecnologie molto avanzate e che supportano comunque sempre il processo di digitalizzazione, il 4.0 che parlavamo prima. La missione 2 è la missione con il maggior plafond finanziario. Parliamo di 59,46 miliardi di euro, il 31,05.
Il 31,05 che vi dico sono riferiti ai 191 miliardi del PNR, basta, non ai 221 complessivi. Ed è la rivoluzione verde e la transizione ecologica. Quindi abbiamo l'economia circolare e gestione dei rifiuti, quindi nuove modalità sia nella gestione dei rifiuti, nel riciclo dei rifiuti, in tutto quello che è la gestione appunto del riciclo e del riutilizzo. Poi abbiamo le fonti di energia rinnovabili e sviluppo di soluzioni basate sull'idrogeno, quindi abbiamo anche qua l'incentivazione ad esempio adesso sentiamo molto l'agrovoltaico, ad esempio, il fotovoltaico in agricoltura, e sviluppo sulle soluzioni basate sull'idrogeno, nel senso, dopo l'elettrico, che adesso sta prendendo piede, ci saranno altre soluzioni ancora più tecnologicamente avanzate e appunto trovano su queste linee di finanziamento. Poi abbiamo il miglioramento dell'elettrica e delle infrastrutture idriche, ad esempio le infrastrutture idriche, per quanto riguarda la provincia di Vigo, il 60% delle infrastrutture idriche più o meno è ancora in le vecchie tubature in cemento amianto, che dal punto di vista ambientale, o meglio, dal punto di vista sanitario non creano problemi, perché l'amianto sulla tubatura non crea problemi, mi crea problemi nel momento in cui vado a fare le sostituzioni dell'impianto e nel momento in cui ci sono rotture, quindi quando vado a mettere mano a queste reti. Per dirvi quanto vecchia è la nostra rete idrica, per quanto adesso, grazie ad Acque Venete, quindi alla fusione che c'è stata tra Polesine Acque e CVS, abbiamo plafond di investimenti che si aggirano su svariati milioni di euro e quindi tante manutenzioni stanno facendo, però con questa linea di finanziamento si punta a ridurre ancora di più lo spreco di acqua che c'è, le perdite endemiche che ci sono, inoltre migliorare anche quello che è la rete elettrica in modo da avere molta più efficienza, non solo nel senso di avere più energia elettrica a disposizione, ma soprattutto avere meno dispersioni durante appunto, scusate, il tragitto, non conosco il termine tecnico, della corrente appunto tra le reti elettriche. Poi abbiamo gli incentivi per l'efficienza energetica degli edifici e qua si fa soprattutto quelli che sono tutta la parte degli edifici pubblici e quindi tutta una serie di progetti di investimenti anche legati agli edifici privati, come abbiamo visto anche il solco del famoso 110, del sisma bonus e di quant'altro, al di là delle note vicende che abbiamo visto tutti quanti, aveva proprio lo scopo di ridurre quelli che sono gli sprechi, quindi trasformare quegli edifici in modo da avere meno consumi ma soprattutto meno emissioni e quindi un efficientamento energetico globale. E poi gli investimenti per contrastare il cambiamento climatico e il dissesto idrogeologico. Sul dissesto idrogeologico già tante linee di finanziamento erano state approvate sia successivamente a Vaia che anche successivamente alla tempesta Vaia, che anche successivamente alle problematiche che sono emerse in diverse parti d'Europa, d'Italia. Purtroppo noi in Italia investiamo quando succede il guaio, questo lo facciamo sempre, però era già iniziato ad esempio sul dissesto idrogeologico, tutti i lavori che abbiamo visto fatti dal Consorzio di Bonifica lungo lo scolo Veneto si incardinavano appunto su questo filone del dissesto idrogeologico e del contrasto al cambiamento climatico che sono stati recepiti e sviluppati poi nel PNRR. Poi abbiamo la missione 3 che è l'infrastrutture per una mobilità sostenibile, principalmente questi 25,40 miliardi vengono investiti sicuramente sull'alta velocità per ridurre appunto quello che è il divario endemico tra nord e sud Italia e anche perché comunque sul trasporto si rotaia si è sempre investito molto anche per evitare per ridurre quelli che sono i consumi e l'inquinamento. E poi abbiamo una seconda linea che viene definita trasporto ferroviario, ma in realtà non si interviene solamente sul trasporto ferroviario, perché in questa linea c'è anche tutta una serie di investimenti legati al monitoraggio ad esempio delle infrastrutture come ponti e viadotti, sempre anche qua post Genova, tutto quello che è successo poi viene recepito nel PNRR con ulteriori finanziamenti, quindi un sistema di manutenzione e monitoraggio, sistema di manutenzione e monitoraggio anche per quanto riguarda le gallerie e all'interno del trasporto, di questa macro oggi trasporto ferroviario ad esempio, c'è anche compresa l'accessibilità marittima, quindi lavori infrastrutturali legati a porti, dighe, tutto quello che riguarda
diciamo tra virgolette, non solo la navigabilità, ma anche la prima difesa a mare, potremmo chiamarla così. Poi abbiamo la missione 4 che è istruzione e ricerca. Qua questi 30,88 miliardi di euro si focalizzano sulla prima linea che è Asili Nido e Scuola. Asili Nido e Scuole è una delle linee di cui abbiamo beneficiato anche già noi come comuni, che prevede l'aumento dei posti a disposizione per le famiglie nei nuovi negli asili nido, quindi ampliamenti, modernizzazioni, costruzioni di nuovi asili nido in modo da fornire un sostegno concreto e immediato alle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano. Scuole, in questo caso è un concetto anche qua più ampio rispetto a quello di asili nido, perché nel senso di scuole si parla sia dell'ammodernamento ammodernamento, messa in sicurezza e efficientamento energetico di edifici scolastici, si parla anche della creazione di mense appunto per sostenere quello che è tutta l'attività di doposcuola, e si parla anche della creazione di nuovi spazi legati allo sport appunto per gli studenti, e anche qua vedremo che per quanto riguarda la creazione di nuovi spazi per lo sport degli studenti riguarderanno anche il comune di Tevio di Po. Poi abbiamo la scuola 4.0, quindi con la digitalizzazione e le innovazioni legate appunto a questa, direi nuova, ma in realtà non è così, a questa forma di appunto proiezione anche della scuola verso un futuro molto più digitale e molto più rapido. Poi formazione degli insegnanti e orientamento all'università, quindi anche non solo occuparsi esclusivamente di quelli che sono gli edifici, quindi del contenitore che contiene appunto gli studenti e gli insegnanti, ma occuparsi anche di chi poi dovrà gestire queste strutture e soprattutto chi poi dovrà fornire agli studenti che sono i destinatari principali di qualsiasi ordine e grado una istruzione che sia adeguata alle sfide nuove che ci aspettano. E poi dalla ricerca all'impresa è un po' il problema che c'è sempre stato in Italia, nel senso negli Stati Uniti si fa ricerca finanziata dai privati, mentre perché in Italia non la facciamo? È tutta una serie di problematiche che è sempre emersa. Dopo c'è chi dice in Italia non si fa ricerca legata all'impresa perché si tende a fare ricerca che viva con le proprie gambe, finanziata principalmente dallo Stato. Invece qua si vuole un po' fare in modo che le ricerche che vengono utilizzate e finanziate siano poi ricerche che possano essere utilizzate anche dall'impresa, quindi che abbiano non solo la ricerca pura, che dovrà essere comunque mantenuta perché è finanziata anche adeguatamente, ma anche una ricerca che sappia essere rivolta all'impresa a quelle che sono le necessità future. Poi abbiamo missione 5, inclusione e coesione, qua sono 19,85 miliardi, e anche qua vedremo che riguarda in parte anche il comune di Tevio di Po, perché abbiamo comunque quanto riguarda il mercato del lavoro, e quindi anche qua finanziamenti rivolti a una modifica di quello che è il mercato dei lavori in modo da renderlo sempre più rapido ed efficiente. Fate conto che questa missione si basa come dati di riferimento con, ad esempio, la percentuale di giovani che sono inoccupati, quindi tutto il PNRR comunque parte da una figura dell'attuale, poi si pone degli obiettivi che devono essere raggiunti obbligatoriamente, e da lì quindi si sviluppano le varie fasi. Anche l'imprenditoria femminile, ad esempio, è uno dei primi temi che viene finanziato per quanto riguarda l'impresa privata. Perché? Perché attualmente il pubblico già dal 2021 è iniziato ad essere finanziato per quanto riguarda i finanziamenti che arrivavano per le varie richieste fatte, mentre per quanto riguarda l'impresa sta iniziando adesso a marciare molto più velocemente il sistema rispetto all'inizio, quindi al 2021. Poi abbiamo la rigenerazione urbana e servizi sociali per la disabilità. Anche qua è una macro voce che in realtà è un contenitore abbastanza ampio, perché abbiamo rigenerazione urbana e servizi sociali per la disabilità. Quindi ad esempio all'interno dei servizi sociali per la disabilità troveremo anche un approfondimento successivo, ad esempio per la sistemazione per quanto riguarda le strade, eliminazione delle barriere architettoniche, legata ad esempio alle aree interne,
La rigenerazione urbana stessa è all'interno dell'inclusione e coesione, perché? Perché la rigenerazione urbana, quindi come ad esempio il bando che noi abbiamo partecipato insieme a Porto Tolle, a valere sui fondi della legge finanziaria, quindi 5 milioni per i comuni che si mettevano insieme, che arrivavano a 15.000 abitanti, oppure lo stesso finanziamento che Adria ha già ricevuto, perché essendo un comune superiore ai 15.000 abitanti l'ha appena avuto. Ecco che c'è un concetto ampio e chiaro che dice sì, è giusto focalizzarsi su temi principali, però è anche giusto ragionare in maniera molto più ampia, in modo da riuscire ad avere un sistema sociale che funzioni e che possa integrare le varie ambiti. Ecco perché troviamo magari su una voce che si pensa sia solo riservata alle disabilità, troviamo anche interventi sui ferroviari, quindi una macro voce abbastanza importante e consistente. Poi abbiamo l'ultima che è la salute, quindi 15,63 miliardi, l'8,16%, e che riguarda in parte l'infrastruttura, e quindi nuovi punti, nuovi ospedali di prossimità e quant'altro, e in parte l'aggiornamento tecnologico e digitale. Uno potrebbe dire che effettivamente, finita una pandemia, il posto dove meno vado a investire è la salute, o tra quelli di meno dove vado ad investire è la salute. In realtà il fondo complementare che poi vedremo, la maggior parte viene utilizzato appunto per il Ministero della Salute. Inoltre il ragionamento che è stato fatto alla base di questo è che durante la pandemia cifre importanti sono state investite, ecco perché la cifra per la salute sembra così bassa, 15,63 miliardi, però se non ero del fondo complementare sono da aggiungere altri 8 miliardi che investe direttamente lo Stato, quindi arriviamo a 23 miliardi più le altre somme già investite. Quello che vi dicevo prima è il piano nazionale complementare, quello che vi ho accennato adesso. L'importo è 30,6 miliardi. Si basa completamente sulle 6 missioni che abbiamo visto prima, quindi non sviluppa, cioè il quadro di riferimento in generale rimangono sempre le 6 missioni, però le sviluppa in maniera differente. Allora le sviluppa in maniera differente perché? Perché all'interno di ogni singola missione prevede interventi di cofinanziamento, come dicevo, del PNRR e interventi finanziati solamente dallo Stato, e gli importi sono suddivisi per i singoli ministeri. Quindi abbiamo che ogni ministero è titolare di una certa somma, dall'altra parte invece abbiamo tutta una serie di investimenti messi a bando, quindi che vengono utilizzati, si decide la strategia, come fare. Quindi abbiamo 2 forme diverse di finanziamento che però collimano in 6 obiettivi principali. Ecco. Poi c'è tutto un altro pacchetto, quasi finito comunque, c'è tutto un altro pacchetto complementare agli investimenti, perché come saprete il PNRR sì è un investimento economico, però è un investimento che prevede anche delle riforme. Prevede delle riforme perché? Perché comunque non posso pensare di investire più di 200 miliardi senza modificare quella che è la macchina operativa che dovrà poi non solo gestire i fondi all'inizio, ma anche fare in modo che gli investimenti effettuati siano produttivi, diciamo così, non produttivi remunerativi dal punto di vista economico, capitemi bene, ma nel senso che l'obiettivo raggiunto da questi investimenti sia poi autosostenibile nel tempo. Perché? Perché diciamo che il PNRR è un po' come ti do la possibilità economica iniziale per iniziare il tuo progetto, ma poi dovrà camminare con le proprie gambe. Ecco perché abbiamo 3 tipologie di riforme principali. Abbiamo le riforme orizzontali, che sono trasversali a tutte le 6 missioni che abbiamo visto prima e servono per migliorare l'equità, l'efficienza, la competitività e il clima economico del Paese. Okay? E abbiamo 2 riforme principali. Una è l'atavica riforma della giustizia ed una è l'atavica riforma della pubblica amministrazione, che uno dice cose che abbiamo già visto,
sì, effettivamente le abbiamo già viste, penso, io almeno ho 39 anni, quindi da quando sono nato che sento parlare di riforma della giustizia e riforma della pubblica amministrazione, però effettivamente sono concetti molto più estesi all'interno del piano, perché? Perché devono essere legate per forza alla realizzazione del piano. Perché? Perché se non mettiamo mano nella giustizia, nella pubblica amministrazione, oltre probabilmente a non riuscire ad utilizzare adeguatamente quelle che sono le risorse del piano, costruire quel seguito del piano, quindi gli anni futuri, e fare in modo che l'investimento si autosostenga in futuro è sicuramente impossibile. Poi abbiamo le riforme abilitanti, che sono quelle previste come interventi funzionali per garantire l'attuazione del piano e migliorare la competitività generale. Quindi abbiamo la promozione della concorrenza e la semplificazione e razionalizzazione della legislazione. Quindi anche qua vediamo che sono tematiche importanti, tematiche che in Italia abbiamo sempre avuto una certa difficoltà ad affrontare per tutta una serie di ragioni, però adesso effettivamente siamo ormai di fronte al fatto compiuto e dovremmo pensare a come investire e non solo valutare che la digitalizzazione della PA sia la panacea di tutti i mali. In realtà c'è molto di più da fare che non solo questo. Poi avremo le riforme settoriali, quindi riforme settoriali accompagnano gli investimenti delle singole missioni e sono innovazioni normative per introdurre regimi regolatori procedurali efficienti ai rispettivi ambiti. Quindi avremo anche qua la volontà di andare a regolamentare in maniera più precisa e più anche penetrante non solo una normativa di riferimento generale, ma anche le singole normative di settore, il che anche qua è un passo normativo ed evolutivo abbastanza importante per la nostra nazione, perché in questi anni abbiamo assistito a tante riforme, piaciute o non piaciute, che però alle volte diciamo è la classica montagna che ha partorito un topolino. Poi veniamo dopo un quadro generale a calare un po' più sul territorio. Allora, attualmente il Comune di Taglio di Po è già assegnatario di tutta una serie di finanziamenti che dovranno essere appaltati entro marzo-agosto 2003, i principali, mentre altri dovranno essere utilizzati già durante quest'anno. Quindi abbiamo 1,5 milioni di finanziamento già concesso per la ristrutturazione del paravigolo e quinto stralcio, che ci consente di completarlo definitivamente sia dal punto di vista della resa energetica che anche il sito della Regione Veneto, oppure anche tutti gli altri siti che magari riguardano un po' più le pubbliche amministrazioni con i bandi. Domande? L'ultima, ho scritto grazie per l'attenzione, però